Per ciò che riguarda la popolazione attiva, abbiamo visto che potevamo calcolare questo indice di popolazione di attività attraverso il calcolo di 3 separati indici, un indice di sviluppo, o meglio un tasso di sviluppo, un tasso di fertilità, un tasso di sopravvivenza, basati sulla temperatura, calcolati con dati di letteratura e interpolati con la funzione di Brière. Abbiamo poi visto che questi indici li potevamo comunque in qualche modo accorpare insieme, quindi produrne uno solo che, ripeto, ci diminuisce la possibilità di fare errori. Sì. E adesso, oggi vediamo un pochettino, cominciamo a vedere un pochettino il collegamento tra diciamo, l'attività dell'insetto e ovviamente la presenza dell'ospite, perché sappiamo benissimo che se c'è un insetto, ma se l'insetto non ha da mangiare, l'insetto non può vivere, quindi di fatto non può svilupparsi. Quindi diciamo questo concetto qui è particolarmente importante quando per esempio, se noi guardiamo in questa diapositiva alcuni insetti, abbiamo la Carpocaps del melo, la Drosophila Suzuki, la mosca della frutta e la nostra cimice asiatica. Mi è venuto un po' male. Cosa succede? Quando è importante conoscere l'ospite per il patogeno? Ovviamente in questi 3 casi, diciamo che per esempio, senza il frutto, di fatto il ciclo dell'insetto si interrompe, perché la Drosophila Suzuki depone le uova sui frutti, poi le larve penetrano e mangiano. La Carpocapsa, la larva di prima generazione, la larva più piccola di prima stadio, entra nella mela e si sviluppa dentro la mela, così fanno le larve della mosca della frutta. La cimice non fa questi discorsi qui, non è proprio strettamente legata al suo ciclo biologico alla presenza del frutto. Comunque, di fatto, la presenza del frutto rappresenta una fase pericolosa, o chiamiamola anche suscettibile, o una fase che ci interessa proteggere particolarmente. Quindi, di fatto, cosa è importante? È importante vedere la coincidenza tra le fasi fenologiche parassiti, cioè in questo caso appunto i frutti, la presenza di frutti e la presenza degli insetti che possono andare a creare dei gravi danni alla produzione. Quindi ci saranno delle fasi della coltura in cui io dovrò avere una particolare attenzione. Di fatto quindi dobbiamo andare a vedere di fare o di collegare al modello che abbiamo visto diciamo così, chiamiamo così, dell'insetto, con un qualcosa che possa collegarci al suo ospite, alla pianta. E in questo caso, ovviamente, parlando di un insetto come la cimice asiatica, che è estremamente polifaga, ma anche la drosofila, per esempio, noi avremo a che fare con un bel po' di ospiti. A quel punto lì ovviamente bisognerà cercare di collegarsi, di identificare quale potrebbe essere l'ospite più importante e appunto creare quello che si chiama un modello fenologico o un modello culturale che adattiamo poi che colleghiamo col modello dell'insetto. In realtà faccio una piccola parentesi. Noi abbiamo visto fino adesso appunto la modellistica nel campo delle malattie fungine degli insetti. In realtà c'è anche tutta la modellistica che riguarda lo sviluppo delle colture. Quindi ci sono dei modelli anche molto complessi che per esempio prevedono la raccolta
c'è tutta una serie di modelli che sono i modelli, si chiamano modelli CERES, e sono i modelli che, per esempio, sono modelli di origine francese che prevedono, per esempio, la resa del frumento, del mais, tutto in base a seconda di determinati parametri, quindi concimazione, irrigazione, e sono modelli che più o meno riflettono o sono fatti con le stesse, diciamo, chiamiamole così, carrozzerie che abbiamo utilizzato per i modelli delle malattie fungine che degli insetti. Diciamo che a noi, dal nostro punto di vista, non è tanto interessante, per quello che riguarda gli insetti, non è tanto interessante la produzione, la resa della cultura, ma è più interessante riuscire ad identificare i periodi più suscettibili. Poi in realtà, se torniamo alle malattie fungine, quando si hanno a disposizione i dati, per esempio, delle perdite produttive, allora si può correlare l'andamento della malattia con un modello di produzione che appunto calcoli o preveda le rese e andare a sottrarre le perdite di produzione e fare un modello completo che sia in grado anche di utilizzare delle soglie un pochettino più complesse. Quindi per il momento diciamo che noi ci occupiamo soltanto al momento della fenologia. Fenologia in questo caso della pianta, perché fenologia sono anche gli stadi fenologici anche degli insetti, però in questo caso noi ci occupiamo appunto delle piante. Mi piace la definizione, la prima, quella classica di fenologia, che è vecchiotta, ma è proprio l'arte di osservare le fasi del ciclo vitale o l'attività di piante e animali durante l'anno. Mi piace come frase perché è semplice, ma tuttavia dice molto, perché dice appunto, e poi mi piace questo arte, l'arte di osservare. Oggigiorno siamo frenetici, non abbiamo più l'arte di osservare, invece la fenologia da un certo punto di vista è proprio un'arte, perché bisogna andare a prendere la pianta, guardarla, addirittura per certe fasi fenologiche del frumento, se uno volesse davvero andare a beccare quella giusta, bisogna tagliare il culmo, andare a vedere dentro la ligula, eccetera, eccetera. Comunque poi esistono altre definizioni, un po' più fredde, però insomma sono anche giuste queste: lo studio della risposta degli organismi viventi alle variazioni climatiche, stagionali e all'ambiente in cui vivono, oppure ancora lo studio della cadenza di eventi biologici e le sue variazioni dovute a fattori biotici e abiotici e le relazioni tra le fasi della stessa specie o di specie differenti. Ecco, quindi qui fasi della stessa specie o di specie differenti è esattamente il caso che ci riguarda. La fenologia, io vado un po' veloce, altrimenti qui bisognerebbe fare 3 o 4 lezioni solo sulla fenologia. Salto un po' a pie pari e vi dico subito che per la fenologia è schematizzata. Per fare i rilievi fenologici, ma lo sapete meglio di me, occorrono delle scale fenologiche, occorre descrivere un determinato stadio, seme germinato, che ne so, accestimento del grano, levata, botticella, fioritura, spigatura. Tutte queste fasi possono essere codificate. Abbiamo in letteratura diversi esempi di scale fenologiche, alcune sono molto vecchie, altre sono più recenti. Diciamo che ultimamente, ormai quasi nel 100% dei casi, viene utilizzata una scala universale, che è la scala BBCH. BBCH è l'abbreviazione di un istituto tedesco che è il Bundesanstalt, non me lo ricordo più perché adesso tutto non c'è più, è chiuso. Comunque il nome della scala è rimasto. Questa scala è interessante perché è un sistema decimale che è ideato per codificare uniformemente gli stadi fenologici analoghi sia delle monocotiledoni che delle dicotiledoni. E cosa molto importante è che la struttura di questa scala BBCH permette di riassumere dentro quest'unica scala tutte le scale che sono già esistenti. Quindi, per esempio, mi viene in mente la scala di Fix,
per quello che riguarda il frumento, ma ce ne sono tante altre. E oltretutto con questo sistema possiamo creare la scala fenologica per delle piante che non sono ancora rappresentate. Come funziona? È molto semplice, nel senso che noi abbiamo, vedete qua in questo cerchio, rappresentato praticamente tutte le fasi fenologiche. Partiamo dallo 0. Allora, innanzitutto è una scala appunto decimale, quindi avremo valori sempre che vanno da 0 a 9. Quindi abbiamo nello schema generale degli stadi di crescita principali, quindi stadio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gli stadi sono suddivisi in sottostadi che vanno anche questi da 0 a 9. Quindi lo stadio 0, che è il seme, da 0 a 9, allo 9 avremo la fine del processo di germogliamento. Poi abbiamo stadio 1 da 0 a 9, sviluppo delle foglie, che continua nei vari altri stadi, perché poi oltre che chiaramente ci saranno degli stadi che si sovrappongono. Diciamo che quelli che ci interessano di più dal punto di vista fitopatologico, dal punto di vista anche degli insetti, quali saranno? Lo sviluppo delle foglie, ovviamente, perché chiaramente si forma il materiale verde, diciamo le cose da mangiare, per certe piante, soprattutto pensiamo al frumento o altri cereali, l'allungamento dello stelo o la crescita della rosetta, l'emergenza delle infiorescenze, ovviamente, che è quella più importante anche per quello che riguarda i fruttiferi, la fioritura, chiaramente, e alla fine lo sviluppo dei frutti, perché è proprio in queste fasi che, diciamo, sono le fasi, soprattutto per quello che riguarda dalla fioritura alla maturazione, sono le fasi più sensibili, dove ovviamente dobbiamo avere molta più attenzione per come si dice, per la protezione della nostra futura produzione. La scala è, come dice appunto, questa è la scala generale. Ovviamente possiamo vedere così a titolo di esempio, io ho preso la scala del mais perché semplicemente è disegnata abbastanza chiaramente. Vedete qui appunto si parte dallo 0 che è il seme, il 9 abbiamo già appunto le radichette e il germoglio che fuoriesce dal terreno, poi vedete che prosegue la crescita, quindi diciamo quando io poi andrò a fare un modello fenologico mi dovrò ovviamente concentrare su determinate fasi, non riesco a, come si dice, modellarle tutte. Diciamo che ci sono alcune fasi in cui io però devo essere sicuro che il mio modello ci becchi particolarmente, quindi sarà interessante il 9 sicuramente, quindi l'emergenza della coltura. Andando avanti, una fase importante sarà la fase di levata della pianta, quindi quando la pianta si sviluppa in altezza. Andando ancora avanti, ovviamente fioritura e spigatura, nel caso del mais appunto. E chiaramente poi andando sempre più in là, ovviamente perderemo interesse, perché semplicemente la pianta secca naturalmente, quindi di fatto non avremo più grossi problemi come si dice, non ci interesserà più neanche fare dei trattamenti, per esempio, quindi, perché ovviamente se la pianta sta seccando e la produzione è già stabilita, non abbiamo più interesse. Adesso facciamo il primo punto di un po' di rottura, se mi riesce, della convenzione, vediamo se funziona. E, allora, premessa. Di cosa abbiamo bisogno per fare un modello fenologico? Ovviamente abbiamo bisogno di dati. Di che dati abbiamo bisogno?
abbiamo bisogno di rilievi fenologici, quindi bisogna andare in campo, mettersi di santa pazienza e settimana dopo settimana rilevare la fase fenologica. Non solo, la fenologia e diciamo quali sono i parametri che entreranno dentro la fenologia, cos'è che non tanto fa crescere una pianta ma fa sviluppare la pianta, è diverso. La crescita è, diciamo, l'accumulo di sostanza secca, quindi l'accumulo di materie. Lo sviluppo è l'incedere delle fasi, quindi sono due assi diversi. Quindi la fenologia da cosa sarà influenzata? Temperatura sicuramente, acqua sicuramente, disposizione, luce ovviamente, perché stiamo parlando di processi appunto fenologici, radiazione solare, chi più ne ha più ne metta. In realtà però, se noi andiamo a prendere delle serie fenologiche, vedremo che più o meno, attenzione, vi dico più o meno, sono sempre le stesse, cioè è ovvio che le fasi sono sempre le stesse. Diciamo che i periodi sono sempre più o meno gli stessi, per dire, se io vado a seminare il grano a fine ottobre, la raccolta potrà essere spostata di 1 o 2 settimane, ma di fatto più o meno l'andamento della fase fenologica, non essendo appunto un accumulo di massa, ma semplicemente uno switch tra una fase e l'altra, sarà più o meno sempre lo stesso. Non vi dico delle bestialità, prendetela un po' con le molle ciò che vi dico, perché è un qualcosa un po' particolare. Quello che vorrei farvi capire, o che vorrei cercare sì, appunto, di farvi capire, è che quando io vado a cercare di fare un modello, se non ho determinati dati, non è che io non posso andare avanti, ma posso comunque farmi un'idea di come può essere la cosa. E vediamo come posso farmi un'idea per fare un modello in questo caso, per le fasi fenologiche del melo. Allora, molto non convenzionalmente, internet può essere una risorsa incredibile di dati. C'è molta porcheria, ma ci sono delle cose, diciamo così, utili. Perché sono utili queste cose qua? Ad esempio, prendiamo questo filmato. Ci sono delle persone che vanno a mettere la macchina fotografica, in questo caso nel meleto, e poi fanno fare ovviamente gli scatti man mano che la pianta si sviluppa, e fanno questi cosiddetti filmati che si chiamano i famosi time-lapse. Praticamente adesso parte, vediamo che a un certo punto, come vedete, cosa sta succedendo? Che stiamo seguendo in diretta, in differita ovviamente, la crescita di una pianta di melo, crescita, le fasi fenologiche. Abbiamo ormai i frutti. Direi che ormai siamo quasi in conclusione. Ecco, vediamo qua il tutto, praticamente una stagione intera riassunta in 1 minuto e 30 secondi. Ecco fatto. Allora, abbiamo visto questo filmato e io a un certo punto nella mia un po' follia mi sono detto, ma guarda un po',
Se io vado a prendere fotogramma per fotogramma il filmato, so quanto dura, da quando è partito e quando è arrivato, ma io posso mettermi qua davanti allo schermo e cosa faccio? Vado fotogramma per fotogramma e semplicemente mi tiro giù una tabellina con le fasi fenologiche. Quindi sono andato fino in fondo, le fasi fenologiche del melo sono queste qua, vedete qui partiamo, innanzitutto partiamo dalla 51 in questo caso, che praticamente la 51 è quella che potremmo definire i nostri bottoni verdi. Poi abbiamo 53 bottoni che si ha, 50 orecchiette di topo, adesso non mi vengono i termini in italiano, comunque andiamo avanti praticamente, fioritura e maturazione. Quindi io mi sono messo lì con un po' di pazienza, ho seguito il filmato, fotogramma per fotogramma, mi sono tirato giù una tabellina che ho riassunto e in questo caso poi cosa ho fatto? Ho trasformato la tabellina in un tempo relativo, nel senso ti dico, io parto dal 51 e il mio tempo 0, alla fine la maturazione, quindi l'ultima fase, quella che interessa a me, che è l'83-84, lo pongo a 1 come fase fenologica e come tempo, scusate, quindi ho un tempo relativo. Unisco i puntini, come vi ho fatto altre volte, e praticamente cosa succede? Che io ho creato un piccolo modello fenologico a costo zero. Ovviamente qual è il problema? Il problema è che io comunque questo valore qui, la data di partenza del modello, la devo inserire manualmente. Però guardo fuori dalla finestra e dico, opla, ci siamo, e parte il mio modello. In realtà, ovviamente, questo è semplicemente basato sul calendario, quindi sui giorni dell'anno, ovviamente non su parametri biologici. Perché faccio questo? Perché comunque mi dà un'idea, mi aiuta a capire quali sono le fasi più, o dove, mettendolo poi insieme, adesso poi lo vediamo, mettendolo poi insieme nel modello della cimice o di qualche altro insetto, mi indica per esempio, guarda qua, questa potrebbe essere una fase suscettibile, questa no, e mi dice anche che se è indispensabile oppure se è necessario implementare un modello di questo tipo un po' più serio, nel senso che allora a quel punto lì, quando io dico, vedo però migliora molto le previsioni se io vado a metterci là il modello delle fasi fenologiche, e quindi cosa farò? Farò degli investimenti e andrò a produrre un modello basato effettivamente sui rilievi di campo, sulla temperatura, eccetera, eccetera. Un altro sistema, un altro metodo per cercare cose di produrre, diciamo cose di questo tipo, abbastanza semplici però di un certo peso, ripeto, per provare, e per esempio io mi trovavo in difficoltà quello che riguarda la maturazione dei frutti. Quando mi sono occupato della drosofila, la fase più importante è la maturazione dei frutti, e quindi dico, caspita, io la drosofila becca tutto, e quindi dico, cosa vado a fare? Non posso fare centinaia di modelli perché non ho assolutamente pochissimi dati, soprattutto i piccoli frutti o qualcosa del genere, cose di questo tipo, cioè colture molto importanti che però come si dice, di cui non sono disponibili moltissimi dati. E poi allora ho pensato un momento e ho detto, però mi è venuto questo dubbio, questa domanda, mi sono fatto questa domanda, ma quando io vado, torniamo al nostro famoso supermercato, e sento parlare in giro sempre così via, è la famosa frutta di stagione. Allora mi sono detto, però possiamo andare a vedere magari se per caso, sempre su internet, sempre nelle statistiche, io trovassi i prezzi
al consumo della frutta e della verdura. E per esempio, così andiamo a vedere, ecco qua, in questo caso sono i prezzi delle mele. Che cosa succede il prezzo della mela? Per alcuni frutti è il contrario, perché quando c'è poca domanda il prezzo è alto, quando c'è molta domanda il prezzo è molta offerta, il prezzo è, come si dice, è più basso. In questo caso noi vediamo che la mela, essendo un frutto un po' particolare, perché la mela ce l'abbiamo a disposizione tutto l'anno, solo che cosa succede? Che praticamente, ovviamente, nei mesi invernali sono mele conservate, quindi avranno un gusto diverso dalla mela fresca. La mela fresca ovviamente sarà più appetita sul mercato, avrà un prezzo diverso. E vedete qui, andiamo a vedere la curva, praticamente cosa succede? Se io vado a pescare, certamente non da gennaio perché le mele in campo non ci sono, ma partiamo da agosto, da quando parte appunto la mela, la gala, che mi sembra sia la prima che matura, noi vediamo cosa succede man mano che aumenta, il prezzo diminuisce. Perché il prezzo diminuisce? Perché aumenta l'offerta. Ma il prezzo diminuisce fino a un certo punto, ed è una curva. Ma questa curva, che cos'è questa curva? Non è nient'altro che una curva di maturazione. Perché? Perché le mele sono fresche. Quindi la mela viene raccolta, la gala che raccolgo qui, in 2 giorni al supermercato. Quindi di fatto, anche in questo caso ho la possibilità di avere dei dati a poca spesa, diciamo così, con cui fare una piccola funzione appunto basata appunto sul calendario e sui valori, in questo caso di euro al chilo trasformati, per ottenere un'idea di una curva di maturazione della frutta. Quindi vi assicuro che per i piccoli frutti ha funzionato, perché non trovi assolutamente pochissimi rilievi in giro, e quei pochi che io il modello l'ho basato proprio sui prezzi al consumo della grande distribuzione. Poi con i pochi dati che avevamo di campo abbiamo variato il modello e di fatto funziona. Quindi diciamo che è una cosa magari non molto ortodossa, come ripeto, però ha funzionato. Quindi, detto questa cosa qui, vediamo ancora un attimo una diapositiva, poi facciamo un attimo di pausa. Siamo arrivati appunto a collegare, o cerchiamo di collegare in questo modo il modello dell'insetto col modello dell'ospite. Allora qui andiamo a vedere l'ultimo grafico che avevamo visto la volta scorsa, che praticamente rappresenta il nostro modello quasi finito. Avremo la funzione che il famoso indice di rischio. Questa campana qui grigia che vediamo adesso di fatto è lo sviluppo della pianta. In questo caso è la campana perché io in realtà ho cercato dei dati effettivi di sviluppo della pianta, ma è un indice di area fogliare, non sono le fasi fenologiche. Mi interessava più che altro vedere quanto rientra dentro lo sviluppo dell'insetto, perché l'indice di area fogliare praticamente indica, l'avevamo visto in una delle prime lezioni, la massa verde, quindi di fatto la roba fresca da mangiare. Poi possiamo appiccicarci su anche il modello fenologico, quello non è nessun problema. Quindi la campana gialla che è la diapausa, quindi ecco una cosa interessante che ovviamente l'indice di area fogliare, vedete, essendo collegato a questa curva gialla molto simile che la diapausa è la lunghezza del giorno, vedete che praticamente di fatto questo indice di area fogliare è strettamente correlato ovviamente alla lunghezza del giorno, anche lui. Abbiamo poi, io adesso ho, tanto per così provare a vedere che effetto faceva, ho aggiunto quelle che dovrebbero essere poi praticamente delle soglie in cui dobbiamo fare qualcosa.
Se vi ricordate, praticamente cosa succede? Innanzitutto, dentro la campana gialla è il solo momento in cui c'è fertilità. Quindi di fatto qui avremo la riproduzione, vedete che la curva dell'indice di rischio in effetti sale. Prima della curva gialla io ho lasciato un piccolo pezzettino blu, anche se non c'è fertilità, comunque ti dice che i primi adulti svernanti sono già in giro per la casa prima e poi per il frucchetto dopo, ovviamente, o per l'orto. E poi ho piazzato semplicemente 2 soglie, che poi bisognerà comunque, come si dice, il cui posizionamento bisognerà vedere bene come sarà, per indicare diversi momenti o fasi di rischio. Cui per esempio, non so, quando siamo al di sotto della soglia verde ovviamente succede poco o niente, tra la verde e l'arancione magari potremmo mettere una prima comparsa di adulti, tra l'arancione e la rossa una primo, come si dice, livello di allarme, passata la rossa magari un secondo livello dell'allarme definitivo. Nulla toglie che, per esempio, come succede per determinati insetti o per determinati patogeni, che queste soglie siano anche scalari, nel senso che fino a un certo punto mi interesserà ovviamente mantenere la popolazione dell'insetto ad un certo livello perché altrimenti ho delle perdite. Da un certo punto in avanti, diciamo, non mi interessa più perché se siamo qui per esempio per dire ormai le mele io le ho raccolte, quindi di fatto non ho più interesse, questa soglia qui è troppo bassa e sarebbe ovviamente, chiaramente non è più assolutamente necessario fare dei trattamenti. Allora, diciamo che proseguiamo e adesso farò la seconda cosa di cui appunto spero di non pentirmi di farla, perché volevo preparare una parte di questa presentazione sugli output del modello, perché voi vedete qua, ecco, per esempio in questa figura qui, bisognerà poi decidere effettivamente cosa dobbiamo fare vedere all'utente finale, sia esso un tecnico, sia esso un agricoltore. Cioè, vi faccio vedere una cosa del genere, probabilmente qualcuno mi sputa in un occhio perché dice ma non ci capisco niente. Quindi di fatto dovremo poi trovare una sintesi, un qualche cosa di più o meno, non dico universale, ma più o meno capibile su quello che il modello ci consiglia di fare. Ripeto per l'ennesima volta, decision support system, sistemi di supporto alle decisioni, quindi non vado a mettere sicuramente qua l'indicazione di un trattamento, vado a mettere l'indicazione di un rilievo e eventualmente dopo un trattamento. Poi mi sono accorto che in realtà per parlare dell'output dei modelli, siccome appunto vi dicevo mi ritrovo una certa esperienza sulle spalle, allora mi è venuto in mente che esattamente 23 anni fa, correva l'anno 1900, di più, quasi 25 anni fa ormai, nell'ultimo periodo in cui sono stato lavoravo in Italia, insieme a un mio amico tecnico mezzo matto anche lui, praticamente abbiamo fatto un sistema, un software di modelli e questo era la copertina. Questo mio amico tecnico, magari qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, Massimo Riboni, che adesso è direttore della Orogel a Ferrara, tra l'altro. Lavorava allora per la provincia di Ferrara e insieme a un altro mezzo matto che qua non è citato, però ci forniva i dati meteo, abbiamo messo in piedi per il servizio fitosanitario della regione. In realtà il poco denaro che a disposizione l'aveva tirato fuori la provincia di Ferrara e avevamo fatto un
sistema chiamato appunto FE, una Ferrara, CP Crop Protection DSS, Decision Support System. E praticamente in questo software, stiamo parlando appunto di 25 anni fa, c'era tutta la summa summorum delle conoscenze attuali sui modelli. E io adesso, ecco, come dicevo, questo software era fatto programmato tutto in Visual Basic dal sottoscritto. Massimo mi forniva il supporto tecnico, nel senso che appunto decidevamo dove andare a mettere le soglie, decidevamo se il modello era plausibile o non era plausibile, la sua un'esperienza tremenda. E ecco, colgo l'occasione per dire, l'unica cosa che non si può inserire in un modello è l'esperienza del tecnico. Quindi questo vale molto. O dell'agricoltore, ovviamente. Noi possiamo cercare di coprire il più possibile tutti i campi. Chi poi decide, chi poi può adattare anche un pochettino il modello dal suo punto di vista è poi l'utente finale, con la sua esperienza. Quella non possiamo purtroppo metterla da nessuna parte. Comunque, vediamo un pochettino. Partiamo innanzitutto vedete qua, era un software, come se ne vedono anche in giro oggi. Avevamo modelli delle crittogame, modelli dei fitofagi, modelli delle batteriosi, modelli fenologici, informazione, eccetera, eccetera. E partiamo tanto così per vedere un pochettino diversi output possibili del modello, al di là che sia fatto appunto oggi in un software dedicato o che sia una pagina internet o quello che volete, più o meno l'output è sempre lo stesso. E vediamo per esempio qui il modello della ruggine bruna, del frumento, e vedete che praticamente veniva calcolato una probabilità di infezione, quindi sono queste barre qui, da 0 a 1 ovviamente, la probabilità di infezione collegata, vedete qui, con il triangolino alla fase fenologica, quindi c'era un modello fenologico diciamo di sottofondo, in cui appunto avevamo le diverse fasi indicate con colori diversi, e poi vedete che qui cambiavano, anche le barrette cambiavano colore perché si entrava nella fase critica, quindi di fatto nelle fasi in cui avremmo avuto bisogno del supporto del modello. Oltretutto veniva calcolato un periodo di latenza, e quindi potevamo sapere in base al giorno in cui c'era l'infezione quando sarebbero comparsi i sintomi sulle piante. Quindi ovviamente qui gennaio, questo era un esempio, chiaramente a gennaio di fatto probabilmente questi dati vanno tralasciati. Comunque, tanto per avere il modello completo. Questo era un modello, per esempio, per la comparsa di malattia. Quindi in base a un determinato valore della probabilità di infezione si può decidere, ecco qui, per esempio, vedete dove erano rossi gli istogrammi, sono giorni particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia, blu intermedi e verdi chiaramente a seconda della fase fenologica poco rilevanti. Quindi questo è il primo, un primo esempio di un possibile output di un modello, in questo caso di un fungo. Andiamo avanti. Ovviamente dopo la comparsa la malattia si sviluppa. Quindi di fatto, se per esempio mi era scappato il discorso della comparsa della malattia, io potevo comunque andare avanti con la simulazione e vedere quale livello di malattia avrei raggiunto andando avanti con un modello un po' più completo. Vi ricordate un modello che abbiamo visto quando abbiamo fatto la parte relativa alle malattie fungine, quindi con quella struttura a equazioni differenziali. Anche qui vedete le fasi fenologiche, scusate, sì, sono le fasi fenologiche queste qua, e vedete praticamente il modello addirittura simulava l'andamento della malattia su diverse foglie, quindi sulla quinta, sesta, settima,
8ª foglia, la foglia bandiera qua non c'è ancora, quindi ovviamente non era ancora presente. E nella tabella vedete indicate per esempio semplicemente le percentuali di malattia. Quindi questo modello insieme a quello della prima comparsa praticamente ci diceva appunto prevedeva la comparsa della malattia e il successivo sviluppo, quindi racchiudeva tutto il discorso riguardante la ruggine bruna. Se noi andiamo avanti abbiamo un altro modello, questo qui per esempio vedete è il modello dell'oidio. La struttura è simile, anche qui in questo caso abbiamo la prima comparsa basata sempre su un indice di probabilità di infezione. La finestra è la stessa della ruggine bruna, cambia ovviamente il discorso chiaramente delle colonne, perché qui abbiamo solo calcolare un'efficienza di infezione, e anche qui in base poi a determinati valori si piazzava determinate soglie per andare a controllare che effettivamente la malattia fosse comparsa ed avesse uno sviluppo epidemico. Quindi efficienza di infezione per l'oidio. E la stessa cosa che abbiamo visto per la ruggine, ce l'abbiamo anche qui per l'oidio. E vedete anche qua, su diverse foglie, l'andamento possibile, probabile della malattia. Il modello, insieme a questi modelli delle malattie, chiaramente, oltre al modello fenologico, c'è anche un modello di sottofondo, chiamiamolo così, che calcola l'area fogliare, quindi lo sviluppo anche della pianta. Ecco, anche qui vedete, praticamente una cosa interessante da vedere, per esempio, è la diversità delle curve. Vedete, l'oidio ha un andamento tendenzialmente molto esponenziale. Se noi andiamo a ricontrollare la curva della ruggine, vedete che praticamente a un certo punto ha un andamento sigmoide molto marcato. Questo perché? Perché l'oidio, come ben sappiamo, oltre a infettare la pianta, poi cosa fa? Si sviluppa esternamente, quindi di fatto la colonia dell'oidio ricopre la foglia e la mia superficie di area fogliare malata aumenta molto rapidamente, mentre la ruggine, praticamente la malattia sono le pustoline, quindi le pustoline cosa sono? Le singole infezioni, quindi in questo caso a un certo punto la foglia sarà, diciamo, abbastanza stressata, anche se non ha il 100% di malattia, ma seccherà e quindi di fatto la malattia tende a fermarsi, mentre per quanto riguarda l'oidio vediamo che la curva in realtà va quasi esponenziale, diventa anche lei asintotica, qui in fondo diventa poi una sigmoide, però vedete come la fase esponenziale sia molto più rapida della ruggine. Questo cosa ci dice? Ci dice che nel caso dell'oidio dovremmo intervenire qui, perché altrimenti mi scappa nella fase esponenziale. Nel caso della ruggine possiamo magari tollerare un pochettino di più, però bisogna fare attenzione perché anche in questo caso comunque si entra in una fase esponenziale della curva, perché la curva del sigmoide della logistica è la stessa. Comparsa e sviluppo. Andando avanti, tralasciamo il frumento e passiamo alla bietola. La bietola, vedete, il modello l'abbiamo visto in una delle lezioni come è stato sviluppato, come funziona. In questo caso l'output è la probabilità di comparsa basata sul numero di campi infetti. Io vado a controllare, allora si parlava di queste, chiamiamole, microregioni, che di solito erano definite da una stazione meteorologica, e i campi nel raggio di 5 km in pianura e 2-3 km in collina. Vado a controllare i campi in questo raggio della stazione meteo e praticamente trovo l'andamento del numero di campi infetti, la soglia rapporta al 50%, 50° percentile, finché è verde va tutto bene, quando no, non proprio, perché comunque quando comincia la verde vuol dire che
di fatto avrei comunque la possibilità di trovare almeno un campo infetto se andassi a controllarli tutti. Quando sono al 50% vuol dire che la mia malattia a questo punto ha uno sviluppo tale che è presente ovunque e di fatto devo cominciare a prendere dei provvedimenti. Quindi la comparsa della malattia. Anche qui la tabellina indica semplicemente i valori percentili. Anche per la cercosporiosi praticamente c'è un modello che simula l'area fogliare malata e oltretutto questo modello qua era un po' più complicato perché addirittura c'era la possibilità di fare le simulazioni per diverse cultivar, sensibili, medio sensibili, medio resistenti e resistenti, vedete qua indicate con diversi colori, e fra le altre cose c'era addirittura, avevamo messo addirittura il calcolo di una soglia particolare che era praticamente l'incremento del 2% di malattie in una settimana. Una soglia calcolata allora, mi ricordo non ricordo male, da Agronomica a Ravenna, in collaborazione con l'Università di Piacenza. E vedete qui indicate praticamente nelle curve i periodi in cui di fatto o il superamento di questa soglia o il quasi superamento di questa soglia. Quindi anche qui si riusciva a identificare, lo vediamo meglio nella tabella, i periodi rossi sono i periodi in cui di fatto devo comunque riuscire a fare qualcosa. Andiamo avanti e arriviamo a un'altra industriale, il pomodoro e patata peronospora. In questo caso è un indice, questo era un modello di letteratura, è il modello IPI classico, calcola anche qui semplicemente un indice di rischio, questo indice di rischio basato anche qui ovviamente su dati meteorologici e su probabilità di infezione. In questo caso, vedete qui l'indice di rischio viene cumulato. Vedete, la curva è simile alla nostra, quella del Cimice, perché ovviamente qui l'indice viene cumulato. Anche qui esiste una soglia. Al passaggio della soglia, anche qua viene diramato un allarme. Quindi peronospora della patata e del pomodoro, ovviamente la differenza è il posizionamento della soglia. Se non ricordo male, il pomodoro ha una soglia un po' più sensibile, la patata ha una soglia un po' più tollerante. Quindi vedete anche qua un altro. Ma non contenti, ne abbiamo messi diversi di modelli, non solo, qui non c'era solo l'IPI, ma ne abbiamo messo un altro ancora, perché il mio amico Massimo diceva, se poi uno mi dice no e l'altro mi dice sì, e se uno dice bianco e l'altro dice nero, allora bisogna metterne più di uno. E abbiamo messo anche questo qui, che è un indice, è un altro modello di letteratura. In questo caso è un indice calcolato in base alle ore di pioggia. Combinando questo con l'altro modello praticamente si riusciva ad avere, non dico la perfezione, però ad avere una buona riuscita delle nostre previsioni. Il modello MISP per la patata. Andando avanti e arriviamo alla cipolla. Siamo sulle orticole. Cipolla in questo caso, anche qui un modello sviluppato dall'Università di Piacenza, pubblicato, quindi se pubblicato si può essere usato. Anche qui un indice di un'infezione, una probabilità di infezione, vedete qua diversi giorni in cui c'è una probabilità di infezione, in realtà non sono moltissimi. Vedete, però qui ci sono questi triangolini. Questi triangolini cosa indicano? Praticamente, se andiamo a vedere la tabellina, il triangolino verde indicava la probabilità di infezione, poi calcolava anche qui una latenza, quindi ti diceva un'infezione, per esempio, lasciate perdere le date che sono di fantasia. Poniamo il caso 12 di giugno e comparsa malattia 19 giugno, 26 giugno.
vi assicuro che il modello funziona anche dopo. È qui che avevo fatto come si chiama, gli screenshot semplicemente con la prima schermata disponibile. E quindi qui i triangolini verdi e i triangolini rossi erano riportati in tabella, appunto ovviamente qui dove è bianco, non zero infezione, e in più noto adesso questa colonnina qua, che non mi ricordavo, calcola anche la sporulazione, quindi di fatto quando le condizioni meteorologiche sono particolarmente favorevoli per avere, oltre all'infezione, anche la sporulazione sui sintomi che ci sono già. Quindi vedete che più o meno in questi modelli di questo tipo si rappresentano tutto, o si rappresentavano allora tutti, con questi istogrammi, dove l'istogramma è sempre un indice o un tasso di infezione o qualcosa di simile. La maculatura bruna del pero, questo è il modello BSP-CAST, è un modello spagnolo. Praticamente vediamo qui, anche qui viene calcolato un indice infettivo cumulato, che è questo, in questo caso qui il mio amico Massimo mi tirerebbe le orecchie perché l'indice, gli istogrammi blu sono le piogge e l'indice è questa riga qui che ballonzola. In realtà ha un suo perché, in questo caso la pioggia viene più marcata rispetto a quello che potrebbe essere l'indice, perché la combinazione della pioggia con l'indice praticamente indicava la particolare pericolosità della maculatura bruna, e sappiamo per esempio in Emilia Romagna oggi la maculatura bruna ha fatto parecchi disastri, penso anche in quasi tutte le regioni del nord. Quindi il modello della maculatura bruna del pero. Andiamo avanti e passiamo a un'altra grande cultura arborea e abbiamo il melo. E il melo, naturalmente, nel melo non poteva mancare il Mills classico, perché è il gira che ti rigira, che ti rigira, che ti rigira, e in effetti il modello che funziona meglio di tutti. Ci si può mettere le mani, ci può andare a scartabellare libroni e libracci, ma la base delle infezioni di inchiolatura è solo le curve di Mills, e di lì non si scappa. E in questo caso il modello è semplice da vedere, perché se voi vedete l'originale sono 3 curve una sopra l'altra, forse ve l'ho fatto anche vedere, 3 curve una sopra l'altra in cui ti dice infezione media, infezione leggera, media e grave. Qui è un po' più rappresentato un po' più diversamente, non ci sono le curve, c'è la pioggia, in questo caso gli istogrammi, la pioggia ovviamente chiaramente per la titolatura e il punto di partenza, la pioggia infettante, e vedete praticamente calcolato poi insieme all'indice di rischio, i triangolini sono le probabili infezioni, in cui qua, anche qui con colori diversi, addirittura questo modello funzionava con non so se ce l'ho su, con un'extra tabellina, praticamente se non ricordo male, cliccando sopra il tipo di infezione veniva fuori una tabellina extra in cui c'era praticamente tutte le previsioni della comparsa, perché di fatto qui praticamente segnalava quando, a che ora probabile l'infezione. Poi, in base a tutti i criteri diversi, se l'infezione veniva raggiunta, quindi oppure non raggiunta, oppure raggiunta media, leggera, raggiunta grave. Questa è la pioggia, un'altra del termine del periodo di incubazione, quindi la comparsa dei sintomi. Quindi questo è il Mills classico. Ma non contenti, ecco qua quello che vi dicevo, praticamente andando a cliccare su una di queste caselline qua, cosa saltava fuori? Saltava fuori questa tabellina in cui calcolava la percentuale del periodo di incubazione per l'infezione rimanente, e quindi in questo caso siamo al 4 di luglio, praticamente mi diceva guarda che questo giorno è appena trascorso il 18% dell'incubazione, e di qui al 28 luglio sei arrivato al 99% dell'incubazione. Ecco qua il grafico di Mills, vedete qui sono le 3 curve, sull'asse delle X la temperatura, sull'asse delle Y le ore di bagnatura. Incrociando
temperatura e bagnatura fogliare, io vado a posizionarmi su una di queste tre curve. Ovviamente, in questo caso, per esempio, io ho 16 gradi centigradi e 10 ore di bagnatura, praticamente ho la probabilità di trovare un'infezione leggera, ma anche di superare la soglia dell'infezione media. Ore di bagnatura 16, temperatura media 18,21. Ecco, praticamente questo è un output, diciamo, relativamente complesso, non dico complicato, dico complesso, nel senso che perché però era un output che di fatto poi i tecnici apprezzavano, perché hai una marea di informazioni e soprattutto ti permette appunto con l'esperienza di andarmi a dire, il mio amico Massimo diceva sempre, questa infezione qui che tu vedi qui leggera, in realtà conoscendo la stazione meteorologica, conoscendo l'azienda di qui di là, io ti dico che sicuramente è qui, perché tu la calcoli, ma ci sono quei fattori che te la fanno alzare o abbassare a seconda un pochettino di quello che è l'ambiente circostante, che tu non puoi introdurre, fattori che tu non puoi introdurre nel modello, appunto l'esperienza che è la cosa loro fondamentale. Classico, ma appunto non contenti abbiamo detto, caspita, infiliamoci anche un MIS modificato. Il MIS modificato era più o meno simile al MIS classico con le soglie calcolate in modo un po' diverso. Vedete che qui praticamente c'è leggera, media e grave. In realtà qui, oltre al MIS classico, ti dice guarda che c'è un giorno in cui tu hai l'infezione. Il MILS modificato da sottoscritto, ti dice tu hai un'infezione leggera, ma il 68% di probabilità che l'infezione in realtà ti diventi media e il 42% che ti diventi grave. C'è alla base qua sotto un calcolo probabilistico in cui ti dice in base all'andamento dei dati meteorologici, guarda che sì, lui è arrivato un'infezione leggera, ma in realtà hai una probabilità che l'infezione possa essere anche media o grave. Quindi a un certo punto, ovviamente, in questo caso qui, trattandosi appunto di mele, trattandosi di una coltura particolare, trattandosi di dare una protezione relativamente forte, vediamo che l'infezione leggera è arrivata, però ho il 95% di infezione media, di fatto questo per me è un giorno a rischio. Qui ovviamente è grave, e di fatto qui me la tengo così, ma qui è un giorno a rischio. Negli altri casi, quando c'è per esempio, che ne so, un 60, posso anche dire, però, in questo caso per esempio 74% leggera, 61 media, 37 grave, potrei teoricamente anche dire, ma questa infezione qui devo farci un attimino qualche controllo. Quindi MILS classico. E poi ancora addirittura un altro MILS, non più MILS, ma il modello del rilascio delle ascospore. Anche qui in questo caso vediamo queste curve praticamente ci indicano un valore medio e l'intervallo di confidenza del rilascio delle ascospore per le infezioni primarie. Quindi vedo un altro output ancora. Andiamo avanti e arriviamo finalmente ai modelli degli insetti, i quali modelli degli insetti erano modelli fatti con la procedura a ritardo variabile, e vediamo un esempio, per esempio qui la Carpocapsa, la cidia, in questo caso vediamo che il modello è suddiviso in stadi, non è come il nostro della cimice in cui abbiamo considerato soltanto adulti e popolazione mista. In questo caso vedete che essendo questo insetto in stadi ben definiti, quindi partiamo dalle uova e arriviamo agli adulti, quindi la generazione da uovo a uovo, di fatto possiamo produrre delle curve per ogni stadio. E vedete anche qui praticamente cosa succede. Nella tabellina indicate le uova, quale generazione è. Generazione svernante significa che praticamente sono le uova
degli adulti che hanno svernato nella stagione precedente. Poi vedete qua, vengono cumulate, quindi si produce una curva blu, una curva blu sono praticamente in questo caso le uova cumulate, e la curva, gli istogrammi rossi sono praticamente, indicano quello che qui avevamo chiamato presenza. In realtà sarebbe quando appunto ci sono le uova, quando c'è il picco, vedete che scende e tornerà il picco delle uova dopo, quando ci sarà la prima generazione. Questa è la generazione svernante, e quindi sono gli adulti che sono usciti dallo svernamento, che hanno deportato le uova, e qui saranno i nuovi adulti che deporranno le uova, oppure, meglio ancora, visto che la distanza è relativamente breve, può darsi, anzi quasi sicuramente, anche se non l'avevo previsto, ma guardando adesso la figura è probabile che sia così, il secondo picco sono gli univoltini, cioè gli adulti, scusate, le larve che l'anno prima, anziché scattare di generazione, sono andate in diapausa estiva e di fatto praticamente vanno a produrre un secondo picco nella stagione successiva, e questo secondo picco di fatto è regolato praticamente non solo dalla temperatura ma dalla luce. Quindi il secondo picco c'è o non c'è a seconda della temperatura favorevole quando non siamo in presenza di diapausa. Quindi questo è il modello a ritardo variabile. Quello del supermercato, tanto per ricordarvi un pochettino il tipo di modello. Ecco il modello dell'Erminia, Amirova, Ugarblight, ecco, modelli delle batteriosi, anche qua un po' più rognoso perché i batteri non sono così modellabili, però anche qua avevano tirato fuori qualcosa di simpatico. Su questo indice cumulato, in base anche qui a delle soglie particolari. In questo caso non si trattava di fare degli interventi, perché interventi non se ne possono fare, ma se non ricordo male potature o cose di questo tipo. Quindi anche qua addirittura un modello delle batteriosi. Siamo arrivati ai modelli fenologici. Ecco qua quello che vi dicevo prima, praticamente questo è il modello della fenologia del frumento, non solo fenologia ma anche lo sviluppo delle diverse foglie. Vedete, il frumento o i cereali in generale hanno questa caratteristica tipica. Abbiamo la foglia che compare, ha una fase di crescita molto veloce, ha una fase di stabilità, cioè mantiene la stessa dimensione, non cresce per un tempo relativamente lungo e poi stecca, di fatto abbastanza bruscamente. Diciamo che questo modello funzionava bene nelle ultime 3-4 foglie, qui sono 9 foglie mi sembra in totale. Funzionava bene nelle foglie che però ovviamente erano quelle più importanti, quelle che di fatto poi bisogna andare a proteggere. Qui un modello della fenologia del frumento, e poi ancora un modello della fenologia del melo. In realtà era una roba molto molto semplice, tipo quella che vi ho fatto vedere prima. C'era che in realtà non funzionava molto bene, se non ricordo male. Comunque vedete qui appunto alcune fasi fenologiche, e qui calcolava semplicemente con l'ausilio di somme termiche semplicemente la comparsa della fase fenologica. Questo è poi avevamo ovviamente delle cose un po' particolari, le informazioni. Siamo andati avanti, siamo andati avanti a fare ancora, ci divertivamo come dei matti anche se perdevamo le notti. Questo era del 2002, praticamente tutto ciò che c'era dentro questo software. Vedete qua, il frumento, bietola, pomodoro, patata, cipolla, pero, melo, varie, colpo di fuoco, colpo di fuoco batterio, frumento, fenologia cipolla avevamo aggiunto anche, ma non contenti avevamo addirittura fatto delle cose che, se io ci penso 25 anni fa, da un lato mi
Cazzo, scusate se lo dico, e dall'altro lato sono soddisfatto. Vabbè, andiamo avanti. Questo era praticamente per ogni stazione meteo avevamo creato un passaporto, nel senso che ogni stazione era codificata, in ogni stazione c'era dentro tutti i dati possibili e immaginabili che riguardavano la stazione, dove era, l'altezza, che colture c'erano, quali modelli, addirittura collegavamo il modello alla stazione, quindi non era più necessario andare a scegliere il modello. Sceglievo la stazione, cliccavo e avevo tutti i modelli di quella stazione. Poi, questi erano la visualizzazione dei dati metri, che prima non ve l'ho fatta vedere, ma praticamente di fatto questo è il dato metri, il grafico, le tabelle dei dati giornalieri e dei dati orari, no scusate, questi erano dati orari, no, giornalieri, questi sono dei mensili, dati mensili. Poi vedete qua, se si vede perché questi pallini qui, allora stampa, salva, quali dati meteo utilizzavo. Qui c'è una E di Internet Explorer che non esiste più. Cliccando su questo pulsantino, questa finestra veniva pubblicata, una pagina HTML e veniva pubblicata direttamente in Internet. Ma la cosa più interessante che la vediamo adesso era questa. Genera la cartina. Adesso vediamo. Scusate se mi esalto un po', ma... Allora, praticamente questo che cos'era? Per modificare il grafico, ovviamente. Ecco qui la stampa del grafico. Possibilità di esportare tutti i file aperti in file HTML per la pubblicazione su internet. E adesso arriviamo all'opzione genera cartina. Ah, prima ancora della cartina, una cosa per i tecnici, che era una roba stratosferica. L'invio, questa è l'anagrafica dei tecnici. Ogni tecnico si riempiva la sua anagrafica, vedete qua, purtroppo è un nome vero, scusa, non lo leggete. Comunque, cos'era? Tecnico, normale, biologico, basso ferrarese, alto ferrarese, numero di telefono, quali stazioni meteorologiche aveva a disposizione per la sua zona, il numero di telefono, tutti i numeri di telefono di tutti i tecnici o degli agricoltori, gli SMS. Cliccando su un tastino spedivamo o mettevamo in automatico, guarda quando arriva una determinata soglia ricevi un SMS, guardate qua, Carpo Capsa, per le batteriosi. Qui tutti i tecnici e oltretutto c'era anche addirittura dei messaggi fissi, quando io schiacciavo General SMS veniva già, vedete qua, crea SMS generico, un messaggio fisso. Questo è del 2002, 2002 sono 2002, 20 anni fa. Ma la cosa poi che era questo qua. Questo in assoluto era la cosa più, non dico più bella, ma una cosa che vi faccio vedere perché... Allora, qui c'era vabbè, tutta la descrizione, eccetera, 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 eccetera. Cliccando sul puntino in cui c'era la cartina geografica, cosa succedeva? La relazione finale, quindi un po' lunga, succedeva questo. Allora, innanzitutto ho creato un disegno di fondo, che non è un Google Maps, è semplicemente un'immagine disegnata da me col computer. Ci avevo piazzato su tutte le stazioni, con le coordinate geografiche, ovviamente, coordinate geografiche riferite a geometriche più che geografiche. E poi cosa succedeva?
vado a pescare le stazioni, le butto da questa parte o le metto, le tolgo e poi con un bel clic qui su avanti facciamo per esempio una mappa della temperatura o con magari una sommatoria. Se c'era 999 non calcolava la sommatoria, invece poteva calcolarmi per esempio una mappa con la somma delle temperature. E vedete qui creava la mappa con le isolinee. Qui invece praticamente siamo sempre con i dati meteorologici, la temperatura media all'inizio dell'anno, ma la cosa ancora più interessante è invece, ad esempio, gli insetti. Ecco qua. In questo caso le uova, vedete dove era rosso ovviamente, erano in questo caso addirittura quasi un numero medio di uova, calcolati col ritardo variabile, vedete gli hotspot, quelli che si chiamano hotspot. Questa è l'Eulia, sempre le larve. Ecco, vediamo qua le uova, ovviamente poi arrivano le larve, vedete che dove c'erano le uova praticamente è rosso, poi diventa rosso per le larve. Queste dovrebbero essere le pupe, se va tutto bene, esatto, e poi abbiamo gli adulti. Altre modifiche, vabbè, questo è. Sì, l'irrigazione, poi parallelo abbiamo sviluppato anche un software come tipo questo qua per l'irrigazione, ma questa, come si dice, è un'altra storia. Quindi io vi ho fatto vedere un pochettino tutte queste cose qua, diciamo come somma, come possibilità di creare un output per il modello. Poi in realtà adesso ovviamente siamo nell'era di internet e tutte queste cose qua sono un po' superate, cioè non come si dice, non sarebbe neanche più tanto attuale, nel senso che non nel senso che ciò che calcola non è attuale, ciò che calcola è attualissimo. Probabilmente la grafica accattivante, i contachilometri, i tachimetri e tutte queste cose qua, allora eravamo un po' limitati dalla nostra grafica. La fantasia c'era, la grafica era un po' limitata, quindi l'abbiamo fatto un po' spartano, ma vi assicuro che funzionava, vi assicuro che chi ha questo software lo tiene come una reliquia. So che per esempio la regione Piemonte hanno una versione di questo software e hanno conservato un computer apposta con il vecchio Windows installato e con questo software perché lo utilizzano ancora. Quando io ho finito di programmare, ho messo quello che si chiama una data di scadenza del software e allora era il 2002 del computer e ho detto metto la data di scadenza al 2020 in maniera che tra 20 anni, figurati, questo affare qua chi se lo ricorda più, sarà vecchio come il cucù e quindi andava a morire, cioè di fatto la licenza non veniva più rinnovata dal 2020 in avanti. E invece un paio di anni fa ho ricevuto parecchie richieste in cui dice ma correggi per se ci riesci, e mi ero lasciato per fortuna una backdoor per rientrare nel programma e sono riuscito a correggerlo, però a me sono rimasti questi screenshot e un codice che non ci metto manco più le mani perché non sapevo manco più cosa c'è scritto dentro. Quindi questo è per farvi vedere che con davvero poche risorse eravamo riusciti a fare una cosa che mi inorgoglisce ancora adesso.
poi tutto è andato come è andato a finire, vabbè, è un altro discorso, però di fatto non dico che eravamo avanti coi tempi, ma c'eravamo abbastanza, eravamo sul pezzo, come si suol dire. Io per oggi mi fermo qui. Avete domande, commenti? Sentitevi liberi. Ma sono Francesca, ciao Dimmi, Paolo, ma dimmi, questa dimmi. grande mole di lavoro ha avuto qualche poi conseguenza? Perché sembra veramente una cosa preziosa che è un peccato fosse andata persa. La E, conseguenza? ha Allora, avuto un seguito? no, cioè sì, ha avuto un seguito, non da parte mia, ha avuto un seguito in alcuni modelli sono per esempio come si chiama? In Orta ci sono alcuni di questi modelli, nel senso che si è sviluppata in un'altra direzione, insomma, la nostra era ancora la direzione del pubblico, quindi l'ente pubblico che era nata come servizio. Io oltretutto allora ero libero professionista, quindi non ero neanche più legato a istituzioni, quindi ero già in Germania, ma di fatto la versione principale qui porta appunto l'ultima modifica nell'anno 2022, in realtà era già tutto finito prima nel 99 praticamente di fatto. Poi abbiamo continuato ancora 3 anni a correggere gli errori perché non si piantasse il programma, tutte queste cose. Volevo chiedere, i cambiamenti climatici possono influenzare, come influenzano la biologia dei parassiti? Si possono alterare anche quindi la validità di un modello come quelli di cui stiamo discutendo? Del modello no, perché se il modello è fatto bene interpreta esattamente ciò che succede col cambiamento climatico. Io un attimo, magari se riesco a farvi vedere, è vero, bisognava parlare anche dei cambiamenti climatici, mi è scappato. Allora, vediamo se trovo velocemente una cosa. Non so se trovo una pubblicazione. Facciamo una cosa, ve la faccio vedere con la lavagna, così almeno. Allora, vedete la lavagna? Sì. Ok. Cambiamenti climatici. Noi abbiamo visto che abbiamo sempre la nostra bella curva. Vedete il nostro tasso che va da 0 a 1 e questa è la temperatura. Partiamo per esempio, che ne so, da 5 gradi, qui ci mettiamo 35 e l'optimum lo mettiamo a 25, tanto così per rimanere nella scala dei 5. Allora cosa succede? Temperatura di oggi attuale, 20 gradi, tasso di infezione 80%, 0,8, scriviamo 0,8. Temperatura di domani più il cambiamento climatico, calcoliamo 1,5 gradi, più 1,5 diventa 21,5. 21,5, tasso 0,9. Cosa succede? In questo caso l'insetto è favorito perché
aumentando la temperatura aumenta il tasso di infezione, il tasso l'insetto o la pianta, scusate, o il fungo è favorito perché aumentando la temperatura aumenta il tasso di infezione o il tasso di sviluppo. Quindi di fatto abbiamo una influenza positiva. Il modello è in grado di interpretarla perché è matematica, è fatto bene. Se noi avessimo un'altra situazione, per esempio, temperatura di oggi 25, esattamente l'ottimo. Tasso di infezione o tasso di sviluppo è 1, l'ottimo. Cambiamento climatico, 25 più 1 è 5, 26.5. 26.5 è dall'altra parte della curva, quindi 0.8. Quindi il cambiamento climatico può favorire o sfavorire a seconda di dove è piazzato il valore di optimum. E un'altra cosa che influenza ovviamente è quando io faccio le sommatorie termiche, perché se io sommo i dati, chiamiamoli normali, se noi per esempio facciamo la sommatoria termica per una comparsa e mettiamo una soglia di comparsa, partiamo con la sommatoria termica, diciamo quella tra virgolette normale arriverà qua, ma se le temperature si modificano, sono più alte, ovviamente la comparsa si anticipa. Di fatto tutti questi modelli vanno benissimo per fare delle previsioni con i cambiamenti climatici, perché sono flessibili, basta avere a disposizione i dati meteo e far girare il modello e ci si rende conto subito di quale potrebbe essere la conseguenza. Un'analisi di questo tipo la posso fare sempre con un modello, per esempio vedendo la possibilità che arrivino altre bestiacce esotiche. Altre bestiacce esotiche in cui momento, per esempio, in cui come si dice, il valore cardinale è qui, se la temperatura aumenta potrebbero sparire anche loro. Se la temperatura diminuisce, che non è il caso, ovviamente non è questo il caso, chiaramente ne sono favoriti. Però spostando la soglia, spostando la temperatura in qua, ovviamente, chiaramente, ci saranno determinati insetti che avranno meno possibilità, o malattie che avranno meno possibilità di svilupparsi. In realtà poi però bisogna vedere ciò che reagisce al cambiamento climatico non è solo il parassita, non è solo il fungo, non è solo l'insetto, ma anche la pianta. Anche la pianta è lo stesso discorso, perché anche la pianta, anche lei, ha comunque una curva di questo tipo di sviluppo. Bisogna vedere anche qui dove è piazzato l'optimum.